musicalmente c'è un discorso collettivo, c'è una volontà di costruire qualcosa che andà in un solco, in un cammino, in una direzione. Dunque è importante per noi che lui ci sia un legame abbastanza forte con i musicanti. A un livello di spirito, di ciò che noi vogliamo produrre, di ciò che noi vogliamo dire, di ciò che noi vogliamo far passare, era una certezza che eravamo coscienti che c'era un solco comune per rapportare alle nostre origini, per rapportare alle nostre formazioni, per rapportare ai nostri pensamenti, per rapportare ai nostri ingaggiamenti. Che lì sia so che lo faccio Paolo, so che lo faccio Daniele da sua parte, so che ne abbiamo fatto noi a un livello associativo. C'è un senso comune che indiena in radio, che dà vita a una musica che, come noi diciamo nello spettacolo, essendo uato quella è inimo, nemica gioia, nemica nostra, ma di fatti è quella di tutti. Questo progetto penso che sia un ottimo modo per mettere insieme non solo musica, ma per mettere insieme musica con pensieri politici. E allora tanto più credo che la musica possa diventare uno straordinario strumento politico se essa è capace di suggerire pensieri, di denunciare cose, di come dire, contribuire alla società, contribuire a rendere il mondo migliore. Io credo che non abbia un senso a 50 anni fare buona musica se dietro non c'è una buona politica, qualcosa che serve ogni giorno. Ecco, allora fare buona musica significa fare buona politica e fare buona politica significa fare buona musica, se queste due cose possono convivere. Isola mea e isola tua, isola mea e isola tua.